La Magnifica Comunità da sempre è attenta ai propri personaggi, ai personaggi cadorini e soprattutto in questo periodo ai personaggi che in qualche modo si sono spostati nel 1800 verso l'Europa, ai personaggi europei, chiamiamoli così, come Tommaso Darin. Tommaso Darin è nato all'Aggio di Cadore, ha studiato arte a Venezia e poi si è trasferito in Austria, dove ha dipinto, e in Croazia, dove ancora ci sono tracce della sua pittura. La Magnifica Comunità è il quarto anno che ripete questi cicli che individuano soprattutto personaggi apparentemente minori ma in realtà molto importanti non solo per il Cadore ma per l'intera provincia. È ora appunto di mettere mano alla ricerca di queste persone che hanno dato lustro alla provincia di Belluno dal punto di vista artistico, scientifico e comunque genericamente culturale in tutta l'Europa e anche nel mondo. Ci sono opere di scultori cadorini a New York e quindi anche queste vanno individuate e ricercate.